tu hai scelto noi. Abbiamo scelto servirti. Abbiamo deciso te come unico e sufficiente Salvatore della nostra vita. E tu sei sufficiente. Oh Signore, solleva questo fratello, questa sorella di ogni preoccupazione. La preoccupazione viene dalla carne, proviene dalla carne, perché dallo Spirito proviene la fede. E la fede è certezza di ciò che non vediamo, ma aspettiamo, perché abbiamo questa convinzione che ciò che hai detto succederà. Ciò che hai promesso verrà. Oh Signore, preparaci per il tuo ritorno. Il mondo vuole ingannarci e tirare la nostra attenzione da ciò che è importante. E ciò che è importante è che tu tornerai. E dobbiamo avere gli occhi fissi su di te, autore e compitore della nostra fede. Tante persone iniziano la vita, crescono, hanno sogni, progetti, lavorano, studiano per i loro progetti, per sviluppare i loro desideri. Ma la fine della vita, Signore, è stanchezza, o soddisfazione o insoddisfazione, ma non saremo mai soddisfatti, perché siamo insufficienti e non possiamo fare tutto. Ci sono cose che non faremo mai, però che la completezza ci sia in trovare te, da quando tu ci hai salvato, Signore. Ecco la completezza. Siamo realizzati, anche se ciò che abbiamo cercato non abbiamo. Ciò che desideravamo non c'è. Una persona cara che non c'è più. Un progetto che volevamo che purtroppo non si è sviluppato, è rimasto un progetto. Ma tu ci sollevi con la certezza che sei tutto per noi. Grazie Signore, guidaci in ogni cosa. Ti lodiamo in nome di Gesù, Signore e Salvatore. Amen e amen. Gloria a Dio. Salutiamoci con la pace del Signore. Hai salutato questa persona in questa mattina nuvolosa, ma la nostra testa non è nuvolosa come il cielo. Questo cielo è nuvoloso, ma il nostro cielo è chiaro. Il sole risplendente, la stella del mattino è qui nel nostro cielo, nel nostro spazio, nella nostra vita. Amen. Gloria a Dio. Lodiamo al Signore con gioia nella sua presenza. Gloria a Dio. (526) Amore grande. Vorrei sentire la congregazione lodare al Signore. Ciao Simona. Amore grande.
Lodiamo al Signore. Respira e segui. Amen. Respira e segui. Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amore del mio Creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Dio d'amore, Dio d'amore, solo sei tu, il Dio d'amore, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amore, e solo ci ama, ci contempla e ci guarda da tutto il male che esiste nel mondo. Per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù dolce calma. La Chiesa, Dio, Dio d'amore, solo sei tu, il Dio d'amore, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amore, Dio d'amore, Dio d'amore, solo sei tu, l'Iddio d'amore, non c'è altro Dio, No, non c'è, fuori di te, no, non c'è, fuori di te, per me non c'è amore. Alleluia. 4, 5, 3. Che beato quel giorno. Qual giorno? Quel che Gesù mi salvò. Mi ricordo come fossi ieri, 28 settembre 2003. Pomeriggio, era più o meno le 2, quando ero lì inginocchiato e dicevo: io confesso Gesù Cristo come mio Signore e Salvatore. Da quel momento la pace entrò dentro di me e ha cambiato la mia vita. E fino ad oggi proclamo, perché Jehová Nissi, Dio è la mia bandiera. Alleluia. Oh, che beato quel giorno per me, quando Gesù mi salvò, quando per grazia la vita mi diè e nel mio cuore entrò. Ero lontano e senza il Signore, ora son salvo per fé. Vita eterna e gioia superna prepara il Signore per me. Solo Gesù può darti pace al cuore, solo Gesù che ci portò
passerà e salvezza ti darà. quando Gesù accetti nel tuo cuore. Un nuovo cuore mi diede il Signore, or vivo solo per fede. Non son più schiavo del mal dell'errore, mi liberò il mio Re. Quando ai suoi piedi gli chiesi perdono, il suo amor mi mostrò. In un istante mutò la mia mente, il cuore la pace trovò. Solo Gesù può darti pace al cuore. Solo Gesù che ci portò l'amore. La morte Passerà e salvezza ti darà quando Gesù accetti nel tuo cuore. Quale speranza Gesù mise in me, mutato il corpo sarà. In un momento io vedo per fede, godrò l'eternità. In quelle istanze divine del cielo, qual gioia lor proverò. Ricchezza eterna e gloria superna nel dir che Gesù mirerò. Solo Gesù può darti pace. è Lui la via, la verità e la vita. Solo Gesù che ci portò l'amore. La morte, perché Lui è la vita. E salvezza ti darà Quando Gesù accetti nel tuo cuore. Alleluia. Puoi glorificare il nome di Gesù? Gloria al tuo nome, Gesù. Puoi alzare le mani così Grande tu sei, benedetto. e glorificare il nome di Gesù. Esercita il tuo corpo, condiziona tuo corpo a glorificare Dio, condiziona la tua carne a rendere gloria al nome del Signore. Alleluia, Gloria a Dio. gloria al Signore. Lo diamo ancora. Alleluia, gloria. 508. Magari tu sei svegliato e stamattina dici: ma qual è il senso della vita? Perché esisto? Alleluia. 508. Quando vedo la tua santità, quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua, Signore. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed io scopro la vera ragione perché io vivo. La Chiesa per adorarti, Signore, Per adorarti, Signore. la ragione per cui vivo è adorarti, Signore, per adorarti, Signore, Per adorarti, Signore. la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Quando vedo la tua santità, quando
quando ammiro la tua beltà, quel che intorno a me diventa ombra nella luce tua. Alleluia. Quando ho trovato la via al tuo cuore, tu mi hai dato gioia e vero amore, ed scopro la vera ragione perché io vivo, perché esisto, perché respiro, per adorarti, Signore, Per adorarti, Signore. la ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Per adorarti, Signore. Per adorarti, Signore. La ragione per cui vivo è adorarti, Signore. Padre, in nome di Gesù, siamo radunati qua nel tuo nome e continuiamo adorando te, perché sei l'unico, sei il Signore. Gesù Cristo è il Signore. Oh Padre, vorrei chiederti che ogni preoccupazione, ogni inquietudine, angoscia, tristezza, amarezza, insufficienza, malattia, qualsiasi cosa, Signore, che stia impedendo questo fratello e questa sorella di offrire un'offerta sul tuo altare, un'offerta di lode. La tua parola dice che quella donna non aveva niente da offrirti, ma ha bagnato i tuoi piedi con le sue lacrime e ha asciugato con i suoi capelli. Signore, noi siamo qui non per merito, non meritavamo essere qui, non meritavamo la tua presenza, non meritavamo avere questa fede, che sia piccola che sia, non meritavamo, ma una luce, come sulla via di Saulo, di Damasco, è apparsa a noi una luce, e in quella luce una voce. È vero, Signore, ci butta giù, dall'orgoglio, dalla prepotenza, dallo io, da superbia, dalla vanità, dai piaceri. Ci butta giù oggi, perché possiamo vedere te e ascoltare te. Cambia la nostra strada oggi, Signore. Signore, spulsa i demoni e metti un confine nella nostra vita, perché loro non entrino più. Vogliamo chiudere ogni porta che abbiamo aperto. Ogni porta, Signore, vogliamo chiudere. Le porte che abbiamo aperto, che abbiamo dato spazio e permesso a Satana, e abbiamo dato legalità a lui perché possedesse alcune cose nella nostra vita, la mente, il cuore, le emozioni,
la famiglia, il matrimonio, i figli, le finanze. Signore, in nome di Gesù, il nome che è al di sopra ogni nome, noi vogliamo, in nome di Gesù, mandare via, sgridiamo Satana e i suoi demoni, che vada via del territorio del Signore. Metti il tuo perimetro di fuoco attorno a noi, perché tu sei la vita e noi siamo i rami. Non vogliamo essere, Signore, rami secchi, ma vogliamo essere rami fruttiferi, perché tu produci in noi vita. Ogni depressione, spirito di depressione, di suicidio, in nome di Gesù, ti sgridiamo di questa vita. Piani tenebrosi per i bambini, per i giovani, laccio di morte, in nome di Gesù. Spezziamo in nome di Gesù. Spezziamo in nome di Gesù imbarazzo, imbroglio, inganno, bugia. Spezziamo in nome di Gesù. Soffia vento dello Spirito Santo. Soffia come hai soffiato dentro la caverna di Elia, lo togliendo fuori e parlando con lui, dicendo: alzati, derighe che mi asserghi come fa. Spirito di incredulità, demonio di incredulità, ti sgridiamo in nome di Gesù. Genera la fede oggi in questo cuore, Spirito Santo. Genera il frutto della fede oggi in questo cuore, Spirito Santo. Ogni legalità che è stata data a Satana, tramite parole, tramite cose, tramite azione, tramite una visita al mago, tramite qualsiasi cosa che non è espressa in queste parole, ma che ognuno lo sa, dove è aperto e ha permesso. Noi in nome di Gesù sgridiamo questi demoni che sono entrati in questa vita e hanno posseduto questa persona e fino ad oggi hanno ridotto la mente, il cuore, la vita, la famiglia, il presente e il futuro di questa persona. Noi in nome di Gesù, come autorità che abbiamo, che ci dà lo Spirito Santo, che ci dà il nome di Gesù Cristo, noi sgridiamo questi demoni, noi sgridiamo queste maledizioni in nome di Gesù e liberiamo questa mente, liberiamo questo cuore, liberiamo questa famiglia, liberiamo questo matrimonio, liberiamo questi figli, liberiamo questa vita di lavoro, liberiamo questi blocchi che ci sono, che non riesci a fare, parlare, vivere, convivere. In nome di Gesù noi liberiamo, in nome di Gesù, la tua vita del vizio, in nome di Gesù, della malattia, infermità. Noi ti sgridiamo in nome di Gesù Cristo. In nome di Gesù Cristo, sia guarito, liberato, in nome di Gesù Cristo. Alleluia, alleluia. Respira e segui. Respira e segui. Non rimarremo fermi. Respira e segui avanti, perché Dio metterà ordini nella tua vita. La parola di oggi è questa: Dio metterà ordini nella tua vita, organizzerà la tua vita. Alleluia. La tua vita che Satana entrò come un uragano, facendo capovolta della tua vita, ma oggi il Signore sta dicendo: credi in Dio e credi in me, e il Signore metterà a posto. Alleluia. Accomodiamoci e sentiamo la poesia con la sorella Milvia.
Pace a tutti. Dove ce ne andremo senza te? In te, Signore, sta la nostra vita. Ogni opera creata pulsa in te, a cui appartiene l'immenso universo che alla tua voce si inchina riverente. Galassie e mondi sono in tuo potere e noi, vasi formati dal vasaio, creature perfette nel suo amore, dimenticando d'essere solo argilla, credemmo di competere con Dio e spezzammo il legame che ci univa alla fonte dell'alito vitale. Piccole formichine in cui l'orgoglio prevalse sulla nostra assennatezza. A chi potremmo andarcene, Signore, se l'esistenza dimora solo in te, che sei sorgente, che sgorga puro amore, sorgente che zampilla acqua di vita. Quale stoltezza la nostra presunzione di poter trasgredire impunemente l'avvertimento del nostro Creatore. Ma tu, buon Padre, non ti rassegnasti a lasciarci inghiottire dalla morte, nel nero pozzo in cui tutto scompare, fuorché l'angoscia per ciò che si è perduto. O Signore, benigno Salvatore, quanto male causò disubbidirti, che sconquasso arrecammo al tuo creato, quanto dolore procurammo a te, che col tuo sacrificio rimediasti alla nostra follia. Perdona, perdona il nostro agire, facci cadere dal nostro cavallo in cui poniamo la nostra vanagloria. Sfolgora la tua luce intorno a noi, come per Saulo a cui ti presentasti. Parlaci, chiamaci, apri il nostro udito, apri la vista, apri il nostro cuore. Meglio percorrere a piedi il tuo cammino che sopra un cocchio andare alla sventura. Meglio fatiche sulla stretta via che consumare invano il nostro lume. Che cosa rimarrà finito l'olio? Dove noi ce ne andremo senza te? Stringici forte a te, Padre e Signore, che solo siamo colmi presso te, poiché soltanto tu, pane di vita, di gioia e pace, puoi sanare il cuore. Amen. Lui può sanare il cuore, sì o no? Gesù ha detto a quel ragazzo: perdonati sono i tuoi peccati. A volte noi pensiamo che il blocco nella nostra vita è per causa di una persona, è per causa di... No. Noi rimarremo dentro la gabbia finché scopriamo che Gesù è la porta. E quando vedremo la porta entreremo per questa porta e lì non ci sarà prigione. In Gesù non esiste prigione, non esistono catene. In Gesù c'è libertà. Libertà. Ma non è la libertà che il mondo proclama. È la libertà sul peccato. Perché il peccato ci opprime e ci sono persone qui che vogliono essere liberati dal peccato. Ma pastore, noi continueremo nel corpo di peccato. Sì, ma non condotti dal peccato. Possiamo dire no al peccato. Possiamo dire no a ciò che non piace al Signore. Perché la via del Signore è perfetta e Lui è perfetto. E la parola del Signore dice che dobbiamo essere santi come santo è il Signore. Santo significa separato.
messo da parte. Ecco, è questo che vuole il Signore, metterci da parte del mondo di cui viviamo, del peccato che domina il mondo. Ma in Gesù possiamo trovare questa libertà, soltanto in Lui. La libertà non troviamo in una terapia. La terapia è buona, aiuta, ma non troviamo la libertà. Troviamo un sollievo in una visita. Ragionavo sulla testimonianza di Milvia, che è andata al medico e si è sollevata con quello che ha detto il dottore. Bene, è bene, ma i dottori sbagliano. Ma ciò che dice il Signore è. Ciò che garantisce il Signore è. Pensare che Gesù ha guarito quell'uomo cieco di nascita, ha fatto fango, ha messo sugli occhi e ha detto vai e lavati nel pozo di Siloè. Quell'uomo ancora senza vedere, con gli occhi chiusi, con quel fango sugli occhi, e quando ha preso l'acqua del pozzo si è lavato. Non so com'è stata la reazione di quell'uomo, se è rimasto con gli occhi chiusi o provava a aprire gli occhi. Avete già provato a aprire gli occhi sulla luce, quando siamo sulla luce, quando sono sotto la luce, quando siamo in una stanza buia, quando si accende la luce, gli occhi cosa vogliono fare? Rimanere chiusi, perché non sopportano, sono abituati al buio. È così la tua carne, è abituata alla naturalità di questo mondo. Ma il Signore vuole operare nella tua vita. Forza i tuoi occhi perché si aprono. E noi cominciamo così, no? Quando usciamo dal buio e siamo nella luce, usciamo così. E cominciamo a fare forza per abituare gli occhi alla luce. E fra un po' la luce diventa normale. È il buio invece che ci dà fastidio. Quando usciamo dalla luce e entriamo nel buio, non vediamo niente. Anche se non è un buio denso. Ma che possiamo abituare la nostra carne alla luce, alla fede, perché quando la fede entra per la porta, cosa succede? I dubbi escono da dove? Dalla casa. Non può nemmeno uscire per la porta, scappa, salta la finestra e via. Lodiamo al Signore stamattina. Io ringrazio Dio per la vita dei fratelli che sono con noi, fratello Alessandro, la sua figlia Catarina e la sorella Mili, che domenica scorsa hanno deciso Gesù, l'unica via, verità e vita. E siamo felici per la loro vita. Possiamo applaudire Gesù per loro? Amen. Siamo felici per la vita di Simona, di Mafalda che è con noi. Il caldo è passato, no Mafalda? Ora stiamo bene. Grazie a Dio per la loro vita, che Dio vi benedica in nome di Gesù. Nazir, una benedizione. E oggi la piccola Brianna è tornata dalla vacanza. E ho detto, ma ci sei mancata? E lei ha detto, ero in montagna. Che bello, Dio ti benedica con suo papà, che il Signore vi benedica in nome di Gesù. Amen? E oggi abbiamo una pecora in più, ma non si vede questa pecora, perché è dentro la pancia. Io sono promosso di nuovo e avrò un'altra pecorella che sta
per venire. Non sappiamo se è un maschietto, se è una femminuccia. Non so se lei voleva che io dicesse, ma qui è tutto pubblico. Siamo una famiglia, la famiglia deve condividere tutto, sì o no? Il dolore e la gioia, e questa è una grande gioia. La Mara è incinta. Amen. Io faccio tifoso per un maschietto. Un junior. Amen? Pregate che sia fatta la volontà del Signore. Però è così. I maschi sono... La mia mamma diceva, io se avessi 5 figli volevo 5 maschi. E è una donna. Allora, lei essendo una donna dice così, immaginate io voglio 5, ora Signore sto dicendo al Signore, sta ritardando molto, ora voglio 6. È una topina. Allora lodiamo al Signore stamattina, che Dio benedica Mara, Antonella che è promossa alla sorella più grande, e siamo felici per questa vittoria, perché il Signore è grande e buono. Amém? Chi ancora non ha, em nome de Jesus, nome de Jesus, nome de Jesus. Amém? Glória a Dio, il Signore è buono. Preghiamo, fratelli, per la raccolta delle decime, delle offerte. Io porto buone notizie. Sono stato a un raduno con i pastori di Toscana e Umbria. È stato un periodo meraviglioso. Venerdì e ieri eravamo lì con loro. È stata una benedizione molto profonda nella presenza del Signore, la comunione, la condivisione, la fede dei pastori che, nonostante tutta la difficoltà, la rigidità, la durezza dei cuori, loro continuano evangelizzando, facendo l'opera del Signore. Vorrei mandare un abbraccio ai miei amici, cari fratelli pastori in Toscana e Umbria, e per l'occasione dell'assemblea di Toscana e Umbria, loro mi hanno eletto segretario della Toscana e Umbria, e ora abbiamo questo compito per la grazia di Dio. Non è per merito, questa è grazia di Dio, e loro lì hanno pregato per me, mi hanno fidato questo compito, questo impegno che avrò in più, e questa è una benedizione, perché io ho consegnato la mia vita al Signore, non posso tirarmi indietro né fare meno, devo spendere tutti i miei giorni, i miei minuti, i miei secondi per il Signore, e quindi noi continuiamo in preghiera per loro. Il nostro prossimo incontro sarà nella nostra base a Scandisci. Verranno tutti di Toscana e di Umbria per trovarci a Scandisci, che sarà 15 marzo 2025. Quindi questo sarà già nella nostra agenda. Noi ospiteremo questi pastori, le loro mogli, con molta gioia, sì o no? Perché questa chiesa è gioiosa e ospitale. E quindi noi ospiteremo loro là nella nostra base a Scandisci, perché c'è parcheggio più comodo per loro, e quindi saremo lì 15 marzo 2025, volendo il Signore, perché noi lo aspettiamo oggi, non domani, oggi, che torni il Signore oggi. Ma se Lui ci permetterà, saremo il 15 marzo lì con tutti i pastori della Toscana e dell'Umbria. Amen? Preghiamo, fratelli, perché l'opera ha bisogno di continuare. Non fermiamo un giorno per niente. Preghiamo vorrei chiedere una preghiera speciale. Vorrei invitare Anna Maria e Milvia qua davanti, perché loro porteranno avanti la scuola di italiano per gli stranieri questo anno scolastico. E fratelli, non è un compito facile. Ci vuole pazienza, ci vuole impegno, ci vuole costanza e ci vuole fede, perché e anche meno anni se fosse possibile, ma il Signore non ridurrà gli anni, però può prolungare di quel 30 che ti dico, 40.
perché loro hanno firmato un accordo che devono vivere fino a 120 anni. E quindi preghiamo perché in questi anni possano servire con salute, con gioia e con la forza del Signore. Amen? Con la forza del Signore. È il nostro tema del nostro decennio. La gioia del Signore è la nostra forza. Non poteva avere un altro tema per questa commemorazione di 10 anni. La gioia del Signore è la nostra forza. È per Lui che lavoriamo e abbiamo questa gioia perché Lui ci riempie di gioia e la gioia ci dà forza per seguire. Amen? E so che loro sono gioiose di fare questa missione perché non è un centro sociale, è una missione. Avremo una capacitazione che Anna Maria ha trovato su YouTube, non su YouTube, su una piattaforma che io vorrei condividere con la Chiesa e vorrei sapere i fratelli che vogliono partecipare di questa capacitazione. Sarà uno studio per parlare di Gesù alle persone che sono di altre religioni, ecco, per non nominare i nomi, di altre religioni. Quindi sarà un studio molto importante, gratis. Allora, perché è gratis? Non fate la cosa come se non avesse valore. È gratis perché chi ha pagato non ha voluto ricompensa, ma ha avuto un prezzo, un investimento e un impegno. Quindi c'è un valore, sì o no? Dobbiamo fare con rispetto e impegno. Amen? Mettiamoci in piedi, preghiamo per queste sorelle che svolgeranno questa missione quest'anno e preghiamo perché Dio mandi segretaria, mandi altri insegnanti e che questa opera possa continuare avanti per la gloria di Dio. Preghiamo, includiamo in questa preghiera le nostre offerte e le decime, perché il Signore possa esaudire questa offerta che faremo sul suo altare. Amen? Missionária Priscilla. Saluta tutti con la pace del Signore. Preghiamo insieme. Signore Gesù, ti lodiamo Padre, ti ringraziamo perché questo anno ci darai l'opportunità di avere di nuovo la classe di italiano per gli stranieri. Ti ringraziamo Signore perché tu ci hai dato la struttura e le persone, Signore, per svolgere quest'opera. Signore, ti lodiamo per la vita di Milvia e di Anna Maria che hanno, Signore, fatto questo anno passato e continueranno questo nuovo anno. Ti chiedo Signore che tu possa dare salute, forza, che tu possa dare strategia a loro per parlare del tuo amore, che loro possano essere Signore un aiuto, un riferimento, una benedizione Signore per la vita di ognuno che parteciperà di questa classe. Signore, io ti chiedo Padre nel nome di Gesù per quelli che verranno, per quelli che si iscriveranno, per quelli che studieranno, Signore, che loro possano trovare qui molto di più, Signore, della conoscenza della lingua. Io ti chiedo, Padre, nel nome di Gesù, continua con loro, aiutando in ogni cosa, Signore. Mandaci più volontari, più persone, capacita, Signore, quelli che hanno il desiderio di fare il volontario, Signore, che loro possano sentire la tua voce chiamando, perché siamo qui per servire gli altri, il prossimo, e so Signore che quando serviamo gli altri serviamo anche a te. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù, manda tutto quello che abbiamo bisogno, manda tutte le risorse che abbiamo bisogno, Signore, le persone che abbiamo bisogno. Io ti chiedo nel nome di Gesù, Signore, per ognuno che ora offrirà per la tua casa. Signore, io chiedo per ognuno, Signore, che ha attaccato le mani e insieme a noi, Signore, ora dicono: questo qui, questo progetto, questa chiesa, quest'opera è anche mia. Io sono partecipe, io faccio parte di questa famiglia, io sono membro di questa chiesa, oppure io non sono membro ancora, ma io so che io posso fare tanto tramite questo che io consegno. Signore, io ti chiedo, perché non si tratta solo di quantità,
ma si tratta, Signore, del cuore generoso, della voglia di offrire a te. Signore, io ti chiedo nel nome di Gesù una benedizione sulla vita di queste persone. Io ti chiedo, Signore, se manca lavoro. Io ti chiedo, Signore, se manca un cibo. Signore, io ti chiedo, provvede nel nome di Gesù, Padre. Oh, Signore, provvede nel nome di Gesù, perché questa persona non sta guardando a quello che manca, ma sta guardando a te, quello che può fare, Signore. Alleluia, donando a te, gettando il pane sulle acque, credendo che te, Signore, farai ritornare. Credendo che te, Signore, sei quello che si prende cura di noi. Io ti chiedo nel nome di Gesù, Signore, che possiamo tutti noi vedere le finestre del cielo aperti, Signore. Per la gloria del tuo nome sia ogni cosa. Nel nome di Gesù ti chiediamo e ti ringraziamo. Amen. Amen. Alleluia. Offriamo con gioia, ma lodiamo anche con gioia. Amen. Alleluia. Alleluia. Sapete che il nostro Signore ha la chiave? Lui ha la chiave. Se Lui apre, nessuno può chiudere, e se Lui chiude, nessuno può aprire. Non c'è una porta davanti a Lui, o non c'è una mura, non c'è una parete davanti a Lui che Lui non possa aprire, che Lui non possa fare una strada. Grande è il nostro Dio. Lo diamo insieme. Lo diamo tutti insieme, non lasciamo le distrazioni da parte. E ora connettiamoci col Signore. Alleluia, lo diamo a Lui, preghiamo a Lui. Alleluia. Per sempre, mio Signore, mio Re, ti adorerò. Il tuo respiro è la mia vita, perciò non mi stancherò. Sentirò la tua voce, dolce anche più del miele, che mi fa uscire dalla grotta e mi porta fino in cielo. Vidi fuoco e terremoti, venti forti intorno a me, visi già molti pericoli, ma la tua voce mi calmò. Alleluia. Tu dai ordini alle stelle e al mare i suoi limiti. Alleluia, grande sei. Io mi sento al sicuro nelle tue braccia, oh Altissimo. Non ci son chiusure né porte che si chiudono davanti alla tua voce. Non c'è malattia né colpa che rimanga in piedi davanti a noi. E la tempesta
terremoto, venti, assaggiato. Alleluia, il Dio che si prende cura di noi. Non c'è niente troppo grande per Lui, non c'è niente troppo difficile per Lui. Alleluia, alleluia. Non ci son chiusure né porte che si chiuda davanti alla tua voce. Alleluia, non c'è malattia. Oh, alleluia. Né colpa che rimanga in piedi davanti a noi. E la tempesta si calma quando ascolta il Dio che tutto creò. La tua parola, alleluia, è pura, è uno scudo per coloro che credono in te. È uno scudo per coloro che credono in te. È uno scudo per coloro che credono in te. Alleluia, gloria a Dio. Gloria a Dio. Bambini, fratelli, è arrivata in tempo opportuno una cara amica, la Teresa. Siamo felici con la sua presenza, diciamo amen. Gloria a Dio, siamo molto contenti per la vita di Teresa. Gloria al Signore. I bambini per la classe felice venite e noi ci mettiamo in piedi, leggiamo la parola del Signore che si trova nel Vangelo di Gesù secondo ha scritto Luca, capitolo 7, versetto 37 36, dal versetto 36. State in piedi, leggiamo la parola e dopo preghiamo per i bambini, continuiamo con l'esposizione della parola e loro avranno anche dentro la classe felice la esposizione della parola nel loro linguaggio. Amen? Luca capitolo 7 dal versetto 36. Oggi abbiamo anche battesimo a Monte Cerboli Pomaranche. La missione non si ferma. Dio è grande. Dice così la parola del Signore. Or, uno dei farisei lo invitò a mangiare con lui. Ed egli, entrato in casa del fariseo, si mise a tavola. Ed ecco una donna della città, che era una peccatrice, saputo che egli era a tavola in casa del fariseo, portò un vaso di alabastro pieno di olio profumato. E stando ai suoi piedi, di dietro piangendo, cominciò a bagnargli di lacrime i piedi e ad asciugarli con i capelli del suo capo. E gli baciava i piedi e li ungeva con l'olio profumato. Al vedere questo, il fariseo che lo aveva invitato disse fra sé: se costui fosse un profeta, saprebbe chi e quale genere di persona è la donna che lo tocca, perché è una peccatrice. E Gesù rispondendo gli disse: Simone, ho qualche cosa da dirti. Ed egli disse: Maestro, di pure. E Gesù gli disse: un creditore aveva 2 debitori. L'uno gli doveva 500 denari e l'altro 50. E non avendo essi di che pagare, egli condannò il debito a entrambi. Dimmi dunque, chi di loro lo amerà di più? E Simone rispondendo disse:
suppongo sia colui al quale egli ha condannato di più. E Gesù gli disse: hai giudicato giustamente. Poi, volgendosi verso la donna, disse a Simone: vedi questa donna? Io sono entrato in casa tua e tu non mi hai dato dell'acqua per lavare i piedi. Lei invece mi ha bagnato i piedi con le lacrime e li ha asciugati con i capelli del suo capo. Tu non mi hai dato neppure un bacio, ma lei, da quando sono entrato, non ha smesso di baciarmi i piedi. Tu non mi hai unto il capo di olio, ma lei ha unto i miei piedi di olio profumato. Perciò ti dico che i suoi molti peccati le sono perdonati, perché ha molto amato. Ma colui al quale poco è perdonato, poco ama. Poi disse a lei: i tuoi peccati ti sono perdonati. Allora quelli che erano a tavola con lui cominciarono a dire fra loro: chi è costui che perdona anche i peccati? Ma Gesù disse alla donna: la tua fede ti ha salvata. Va in pace. Padre, grazie di questa parola che riempi la nostra anima. Grazie, Signore, per questo miele in bocca che sazia la nostra vita di gioia, perché sappiamo che il più grande miracolo che hai operato in noi è stata la salvezza e il perdono dei nostri peccati. E per questo siamo qui a baciare i tuoi piedi, a bagnarli con le lacrime e a asciugarli con i capelli. Signore, potevamo essere a casa per qualsiasi cosa, ma siamo qui non perché abbiamo bisogno soltanto, perché tu lo sai. Ti prego, Signore, ti prego di parlare con noi tramite la tua parola. Benedici questi bambini, che siano rami fruttiferi nel tuo regno, che siano uomini idonei potenti nel tuo regno, proclamatori della tua parola, che vivono la tua parola e che possano aiutare gli altri in nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Accomodatevi per favore. Fratelli, questo testo è un romanzo. Dico un romanzo perché parla d'amore, parla del modo che Gesù vede quella donna. Ci sono persone che hanno gli occhi artistici e quindi riescono a vedere i dettagli, osservano meglio dagli altri, ma sono limitati nel suo sguardo. Gesù aveva uno sguardo e ha uno sguardo differente. Giovanni dichiara questo sguardo, perché quando Giovanni in Apocalisse dice colui che ha 7 occhi come fiamma dice che ha uno sguardo perfetto, profondo, penetrante, che vedi oltre. Gesù è questo Signore, che a volte noi pensiamo, ma non sono visto, non sono considerato, non sono visibile agli altri. In un mondo, io dico, qua in Italia abbiamo 58 milioni dice, di abitanti.
In Brasile 208 milioni di abitanti, immaginate. Pensare fra tutte queste persone, chi vedi ognuno particolarmente. Infatti, viviamo in una comunità dove il comune è importante, ossia non è un bisogno, ma il bisogno comunale, comune di tutti, è importante. Il prefetto, il ministro, il presidente, il direttore, non gestisce per una persona, gestisce per tutte le persone, che a volte non gestisce bene per una persona, perché il bisogno di una persona a volte è diverso di tutte le persone. Sì o no? E ci sono piccoli gruppi che non sono favorevoli al beneficio comune, e che questi gruppi si manifestano, cercano di stare insieme per avere forza, perché sa che solo non sarà una voce evidente. Pensando così, sembra che questo deriva del Signore, dal Signore, perché è Lui che ha creato tutto e tutti. Allora, Dio governa e governerà per tutti. Il suo governo che sarà stabilito dopo la restaurazione sarà un governo perfetto, e io cerco se riesco a raggiungere questa perfezione. La mia mente non riesce a raggiungere questa immagine perfetta. Se io domandassi a voi stamattina, per voi, che immagine perfetta c'è dentro la vostra testa? Parlando di perfezione, se avesse un'opportunità oggi qua di darvi da parlare qui e dovesse fare un riassunto in una parola di perfezione, che immagini, cosa sarebbe la perfezione per voi? Magari uno sta pensando un mondo senza differenza sociale, dove non c'è povertà. Ma chi pensa così? Ci sono già chi pensa così. Allora Gesù è uguale a loro? No. Pensiamo in un mondo che non esiste malattia. Ottimo. Andiamo più profondo. Un mondo senza sofferenza. Che perfezione! Sarà che è perfetto? Sarà che è veramente questa la perfezione del Signore? O sarà che il Signore è un perfetto strano? Siamo noi che non raggiungiamo la perfezione perché siamo in un mondo imperfetto che è stato danneggiato dal peccato. È come un bambino che nasce con un problema di salute, che il cuore doveva essere così, non è, che le gambe dovevano essere così, non sono. Esiste lì una deficienza. Questo mondo è deficiente, anticapato.
E noi che siamo in questo mondo, cosa siamo? Sorpresa, siamo uguali. Ma Dio ha provveduto una soluzione perché possiamo diventare perfetti come Lui è perfetto. Gesù Cristo è la soluzione. Io non vi sto presentando un nome, né un personaggio. Io sto presentando un Signore, un Dio, un Cristo, un sacrificio e una risposta. Perché Gesù è la risposta per tutte le domande della nostra vita. Gesù è il sacrificio che supera qualsiasi sacrificio. Ascoltavo, apro un parentesi, il prefetto della mia città in Brasile, che diceva che la mia città ha 497 anni, 67 o 97, non mi ricordo adesso. Vedi come sono con la storia. Però lui diceva, una città che ha questi anni, io in 4 anni di governo non posso fare tutto. Cercherò di fare quello che posso. Pensate che le generazioni, chiudo parentesi su questa espressione del mio prefetto, e vi parlo di nuovo sul tema che sto presentando. Pensate che questa generazione non sarà capace di soluzionare questo mondo? E che quell'altra non sarà ancora capace? E che quella dopo non sarà ancora capace? E che quelli che sono stati prima di noi non sono stati capaci? Hanno migliorato. Hanno soluzionato alcune situazioni. La tranvia è una soluzione per tanti, è un problema per gli altri. Quindi la perfezione del mondo sarà sempre così, porterà benessere per alcuni e malessere per altri. Però il regno del Signore porterà questa perfezione e porta questa perfezione e è questa perfezione. Questa è un'introduzione. Perché siamo imperfetti? Perché siamo peccatori? Perché Dio non è imperfetto? Perché in Lui non abita il peccato. Allora, se siamo imperfetti per il peccato e Lui è perfetto perché non ha peccato, come mai ci vuole? Come mai ci ama? Lui, essendo Dio, poteva avere una soluzione, ma come tanti pensano, io mi ammasso e basta, è la fine. Finisco il dolore, finisco la preoccupazione, finisco i problemi, finisco la vita, finisco tutto, finisco. Che finisce? Comincia. Perché dopo la morte c'è una continuità. E chi pensa che finirà la vita si ammassando è ingannato dal diavolo, perché la Bibbia dice che i suicidi non erediteranno il regno di Dio, saranno fuori del regno di Dio, ossia dopo questa morte, soluzione
si renderà conto che non è stata la soluzione, anzi è stato un grosso problema, perché seguirà il giudizio e non goderà della perfezione del regno di Dio, perché dopo la morte non esiste più niente se non la via che abbiamo scelto vivi. Fratelli cari, un Dio che ci ama, un Dio che si importa con noi, un Dio che ci considera, un Dio che ti vedi come unica. Questo è meraviglioso, sì o no? Chi non vuole essere unico? E Lui ti vede come unico. Sta scritto. Lui ha il nome scritto dove? Sulla palma della mano. Lui ha i nostri nomi scritti. Lui sa. Lui sa quanti fili di capelli, anche se abbiamo pochi. Dopo la chirurgia ho perso tanti. Ora state vedendo tutto questo tuffo qua, è tutto una ginnastica per farlo. Non è vero, è finto. Ma lui lo sa, lui conosce, lui considera. Ma tante volte noi non ci accorgiamo della sua grandezza, della sua potenza, della sua misericordia, del suo amore, e siamo come quel fariseo che lo ha ricevuto a casa e non ha considerato lui come doveva. Perché sembriamo perfetti. Non rubo, non ammasso, non prendo le cose degli altri. Io non sono un peccatore. Io vengo in chiesa, io conosco la parola, io faccio la carità. Va bene. Lui ha ospitato Gesù dove, fratelli? In albergo? In un albergo? In un ristorante? A casa. Era a casa che lui stava ospitando Gesù. Era sul tavolo, era lì che ospitava Gesù. Ma non considerò Gesù come Gesù. Ma quella donna peccatrice che ha saputo che Gesù era lì, entrò. Penso una cosa, per quella donna entrare dentro casa aveva già, perché a casa nostra chi entra? Pensate un po', chi entra a casa nostra? Conosciute, no? Quando il fariseo parlò a Gesù di quella donna, parlava bene di tutto che lei era, la conosceva, sì o no? Magari anche lei era un parente suo. Chi sa? Chi lo sa? Sì o no? Può darsi. Quella donna era a baciare, a piangere. E magari altri vedevano lei come una pazza. Vedevano lei come una che con poco cervello, e pensavano, ma perché lui non la licenzia e dice vai via, vattene via? Oh, non mi disturbi. Oh, basta. Ma Gesù ha permesso e ha lasciato che lei continuasse a baciargli i piedi, a lavare i piedi con le sue lacrime e asciugarli con i suoi capelli. Una donna in quell'epoca, tutte le donne avevano un velo.
levare il velo e avere i capelli esposti, questo vuol dire molto. Non era di una donna veramente onorevole. La cultura era questa. E quella donna era adorare. Quel Simone, che aveva un nome anche lui, non considerava quella donna. Se dipendessi di Simone, quella donna era licenziata e non era qui sulla storia. Era cancellata o non esisteva. Ma Gesù la considerò. Io non so, fratelli, qual è la tua condizione, qual è la vostra condizione. So la mia. Ma il messaggio è che Gesù sta considerando non solo la donna peccatrice che si umilia, ma sta considerando il fariseo presuntuoso, superbio. Gesù non sta considerando solo la donna peccatrice, ma sta considerando anche chi non lo considera. Perché tante volte noi pensiamo così. Non perché Gesù, io l'ho invitato a casa e facciamo tutta quella cerimonia con i piatti chic, posate, tovaglioli di tessuto, bicchieri di cristallo. Non so com'era il tavolo di Simone per ospitare Gesù. Ma a volte pensiamo che Gesù sta considerando alcune cose che stiamo facendo che lui non sta. Che non è quello che lui vuole. Ci sono cose che stiamo facendo che lui non vuole. Sai, questo non mi interessa. Io non voglio sacrificio, io voglio obbedienza, dice la parola. A volte noi stiamo facendo sacrifici che non valgono la pena, che stiamo soltanto facendo per impressionare e nascondendo chi siamo. Ingrati. Perché Simone, cos'era? Ingrato. Avere Gesù in casa sua. Fratelli, questo è da considerare, questo è da pensare. Lui stava ricevendo Gesù come fosse un prefetto, un ministro, un'autorità civile ma Gesù era e è il Signore dei Signori, il Re dei Re. Lui stava ricevendo Emanuele, Dio con noi. Lui stava ricevendo a casa sua Yahweh, la salvezza. Lui stava ricevendo in casa sua il Figlio di Dio. E non ha considerato la persona di Gesù. Invece la peccatrice sì.
E Gesù fa chiaro a lui. Sa che esta mattina Gesù vuole fare chiare vuole fare chiare le cose nella nostra vita. Perché non vuole che noi rimaniamo insistendo su una via che è una via di sacrifici banali. Perché ciò che vale è una fede genuina, autentica, solida, vera, coinvolgenti. È questo che vale. Non che i sacrifici non sono importanti, ma non sono nulla se non abbiamo fede. Che aveva quella donna per offrire a Gesù lì? Che aveva quella donna? Denari, dei suoi errori, dei suoi sbagli, della sua vita peccaminosa? Era quello che doveva offrire a Gesù? No. Ci sono persone che stanno dicendo: Signore, se tu fai questo, io farò questo, con le cose che Dio non vuole, con le cose che sono banali, con le cose che sono peccato. Ma lei ha offerto dal suo intimo. Lei ha offerto dalla sua povertà. Dio non sta interessato in ciò che tu hai, in ciò che tu sei, in ciò che tu puoi fare. Anche se noi serviamo con ciò che abbiamo, con ciò che siamo e con ciò che facciamo. Ma Lui non sta interessato in questo. Questa è una condizione che mettiamo di modo sbagliato. Perché il principio della salvezza è la fede. Noi siamo salvati per fede. E Gesù ha detto: vai in pace. La tua fede ti ha salvata. Ma che fede aveva quella donna? Che studi sulla Torah aveva quella donna? Che conoscenza profonda aveva davanti a quell'uomo, se paragoniamo lei e quel fariseo? Che aveva lei di contenuto? Non è che il contenuto non sia importante, eh? Non sto disprezzando il contenuto, ma il principio di tutto è la fede. E la fede ci fa cercare il contenuto. I contenuti sono utili perché ci danno e ci fanno avere più fede. Ma noi cerchiamo il contenuto perché abbiamo fede. E il contenuto produce fede. Finisco questo messaggio dicendo: in questo contesto, dove ci troviamo? Al tavolo o per terra? Vogliamo la considerazione delle persone. Quella donna poteva essere una invitata, seduta al tavolo, ma non lo era. Vogliamo il rispetto delle persone. Quella donna è stata denegrata, denegrata. Qui impariamo anche italiano. Denegrata. Giusto così? Denigrata. Disgraziata, infelice. Che è stata denigrata da quell'uomo, ma onorata da Gesù, salvata da Gesù, liberata da Gesù. Non importa cosa ci fanno gli uomini, come pensano su di noi. Davide ha detto: che mi potrà fare
l'uomo? Che mi potrà fare l'uomo? Il Signore è la mia salvezza. Fratelli, dove ci troviamo e dove vogliamo essere trovati in questo contesto? Al tavolo o per terra? Io vedo diversi cuoricini qua, che lo Spirito sta toccando, facendo fango e mettendo per creare visione, per creare una espansione spirituale. Lo Spirito Santo sta lavorando in una dimensione spirituale nella tua vita. E ti sta facendo capire che il tavolo non è sempre importante, ma è essere ai piedi di Gesù che è importante. Che non è quando siamo considerati, visibili, onorati, che siamo importanti, ma quando siamo visti da Gesù, e soltanto siamo visti da Gesù quando siamo per terra, ai suoi piedi. Pietro ha detto: umiliatevi, 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 umiliatevi sotto la potente mano del Signore, perché al suo tempo li esaudirà. Gesù ha esaudito quella donna o no? Lei è entrata peccatrice, ma è uscita peccatrice. Rimani un attimo. Lei è entrata peccatrice, ma è uscita peccatrice? Volevo sentire. Lei è entrata peccatrice, ma è uscita peccatrice? È questa la differenza. Non è come entriamo, è come usciamo. Come entriamo non importa, entriamo spessati, entriamo tristi, entriamo denigrati, ma usciamo con Lui. Usciamo con Lui. Prendi la mano di questa persona. Vai. Mettiti in piedi, prendi la mano di questa persona. Esci del tuo posto, unitevi a una persona. Stai sentendo la mano di questa persona? Unitevi. Date le mani. Lei è entrata spessata, ma è uscita diversamente. È uscita diversamente. È uscita trasformata. È uscita non grandi. No, non grandi. Lui non vuole fare nessun grande perché grande è Lui. Ma è uscita restaurata, trasformata, salvata, giustificata, trasformata, liberata. Donna del Signore, una donna nel Signore. Non era la peccatrice di tutti gli uomini, ma era la donna salvata dal Signore. Padre, in nome di Gesù, noi siamo qua esta mattina e vogliamo renderti gloria per ciò che hai fatto nella nostra vita. È vero, Signore, che i tavoli sono molto comodi e desiderabili, Signore, dalle persone. È vero che la nostra carne desidera il tavolo, desidera, Signore, essere al convivio delle persone importanti e delle persone che consideriamo importanti. Ma noi, Signore, capiamo che nem sempre saremo considerati, visti, onorati, ma che dobbiamo rendere la nostra vita, Signore, a Te. E dobbiamo fare come quella donna peccatrice, dobbiamo riconoscere i nostri peccati,
danneggiati, dobbiamo riconoscere che non siamo sufficienti, che non siamo perfetti, che siamo veramente danneggiati, deficienti e che abbiamo bisogno di te. E Signore, per questo che capiamo, che comprendiamo e che siamo, noi ci mettiamo per terra, Signore. Ci mettiamo per terra ai tuoi piedi, perché sappiamo che è ai tuoi piedi che tutto si trasforma, che è ai tuoi piedi che tutto comincia, che è ai tuoi piedi, Signore, che le cose si sviluppano nella nostra vita. Oh Signore, in nome di Gesù Cristo, ti prego, Padre, di operare stamattina nella vita dei miei fratelli, nella mia vita, perché nessuno, Signore, esca di qua oggi con la superbia che è entrato, con l'angoscia che è entrato, con l'io che è entrato, io, con la grandezza che è entrato, che nessuno esca oggi come è entrato, Signore, ma che possiamo uscire oggi liberati, trasformati, salvati. Oh Signore, non, Signore, è con oro, con argento, né con le cose, ma con l'intimo della nostra anima. Quella donna ha versato il suo intimo, le sue lacrime. Lei ha versato lì, Signore, tutto che aveva, considerando che ciò che aveva era poco, era niente, ma che tu eri il suo Salvatore. Noi consideriamo che tu sei il nostro Salvatore. Tu sei Yahweh. Signore, ti prego questa mattina che questa gioia di salvezza che è entrata nella vita di quella donna riempia questa stanza, questa casa, queste persone, finché non rimanga nessuno spazio nella nostra vita vuota, perché Satana lì si alloggi. In nome di Gesù, Padre, vogliamo chiudere gli alloggi per Satana nella nostra vita. Né nella nostra vita, né nella nostra famiglia, né nel nostro matrimonio, né nelle nostre finanze, né nella nostra mente, né nella nostra vita emozionale. No. Quando la tristezza busserà alla porta, capiamo che la tristezza non viene dallo Spirito Santo. Il frutto dello Spirito è gioia. Quando verrà la perturbazione, il disturbo, noi ricorderemo che il frutto dello Spirito è la pace. Oh, Signore, opera stamattina qua, riempi ogni vita, trasforma ogni vita, libera ogni vita, giustifica, perché tu sei colui che giustifica, e hai giustificato quella peccatrice lì davanti al fariseo, dicendo: lei aveva un debito come tu hai anche un debito. Signore, noi non siamo differenti, siamo uguali, perché siamo tutti deficienti, danneggiati, ma siamo ai tuoi piedi, Signore. Ti chiediamo perdono, ti chiediamo di salvarci, ti chiediamo, Signore, di trasformarci, ti chiediamo di operare nelle nostre vite, ti chiediamo di fare una cosa nuova in nostre vite da oggi, Signore, perché possiamo non essere più quelli che abbiamo entrato, che siamo entrati in questa stanza, ma che possiamo uscire oggi, Signore, rivestiti di salvezza, di potenza, di liberazione, di libertà, di autorità, in nome di Gesù. In nome di Gesù. In nome di Gesù. Questa persona che è a tuo fianco, tenendo la tua mano, la senti? Dì a lei: camminiamo con Gesù? Grazie, Dio vi benedica. Seguiamo con Gesù. Respira e segui.
Glória a Dio. Fratelli, Dio vi benedica. Vorrei dirvi che questa settimana abbiamo giovedì lo studio biblico alle 19, martedì l'incontro giovanile alle 19, Nazi, non manchi l'incontro giovanile. Dio ha un proposito nella sua vita, tu sei un strumento che Dio ha scelto e vuole usarti. Quindi non manca, perché tu quando manchi molto e sentiamo la tua mancanza, perché sei un pezzo di questo corpo importante. Amen? Dio ti benedica. Ogni martedì alle 19 c'è l'incontro giovanile qua e loro studiano la parola, lodano, pregano, è una benedizione. E nel giovedì abbiamo lo studio biblico e nel venerdì alle 5 la preghiera. Amen? Alle 5 di pomeriggio abbiamo la preghiera. Sabato, questo sabato adesso, noi avremo di mattina evangelizzazione. Questa settimana faremo a Scandici, ok? Sabato questo avremo evangelizzazione alle 10 a Scandici, nella fiera di Scandici. Invece di sera noi faremo la serata gastronomica. Il tempo è già migliorato, non c'è tanto caldo e speriamo che non piova. Speriamo che non piova sabato per la serata gastronomica. Vorrei invitare tutti a condividere questa gioia di servire al Signore nel progetto Non Sei Solo. Amen? La serata gastronomica la facciamo con il proposito di aiutare il progetto Non Sei Solo, che è il progetto di assistenza alle persone che vengono a ricevere il pacco alimentare e gli alunni della classe di italiano, mercatino. Ora, grazie a Dio, sono tante attività e ci saranno ancora, in nome di Gesù, che se rimaniamo a parlare qua è difficile, ma venite e vedete. Amen? Ogni martedì e giovedì dalle 10 si svolge il progetto Non Sei Solo qui. Ogni mercoledì si svolge, alle 9 si svolge il progetto Non Sei Solo a Scandici. Ok? Dio vi benedica, mettiamoci in piedi. Il battesimo avevo parlato all'inizio. Il battesimo a Monte Scerboli oggi mettiamoci in piedi. Oggi alle 18:30 sarà a Monte Scerboli. Sì, si può partecipare, chi può essere, sarà una gioia anche per loro. Marco ha chiesto se qualcuno verrà, lo comunichiamo così partecipiamo insieme. Amen? Quindi alle 18:30 a Monte Scerboli. Il culto a Scandici è nello stesso orario alle 16. Amen? Che il Signore vi benedica. Preghiamo ringraziando Dio per questa opportunità, per il privilegio che ci dà di essere nella sua presenza. Vorrei chiedere a Vinicius di fare questa preghiera. Pace a tutti. Preghiamo. Deus, obrigado, Senhor, por este momento, Senhor, de estar na Tua casa, Senhor, a qual, Pai, podemos sentir a Tua presença, Senhor, sentir a Sua voz, Pai, nesta manhã. Senhor, obrigado por esta palavra, Senhor, cada louvor, Senhor. Obrigado por cada vida, Pai, aqui presente, aquelas que não conseguiram chegar, Senhor, ficaram em casa por algum motivo, que o Senhor venha, Pai, abençoar a vida de cada um deles, Pai. Venha trazer os Teus filhos para a Tua casa, Pai, para que possamos estar cultuando o Senhor juntos, Senhor. Aleluia, Pai, nos proteja, Senhor, nos guia, Senhor, nos leva para nossos lares em segurança, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Che la grazia del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo, il grande amore di Dio nostro eterno Padre, la comunione e la consolazione dello Spirito Santo sia con tutti noi, oggi e per sempre. Noi diciamo Amen. Dio benedica. È stato anche il compleanno di Mara questa settimana, auguri, che Dio benedica lei e il Signore ha dato questo regalo, è incinta, immagina se sono due, oh gloria. Fratelli,
c'è la mensa, il progetto non se- questo è anche un progetto. Ogni domenica dopo culto abbiamo il pranzo, che è la mensa dove non mi piace questo nome mensa, vedrò un altro, Agape neanche, vediamo nomi, perché è molto bello questa condivisione, pranzo comunitario, missionario, d'amore, di gioia, è così. Quindi rimanete per pranzo perché siamo una grande famiglia. Gesù ha detto ai suoi discepoli: io sono venuto per le pecore perse del regno di Israele. Siamo tutti pecore del Signore. Dio ti benedica. Una buona settimana. Un abbraccio. 1, 2, 3. Amen. Vorrei chiedere ai fratelli, agli uomini, di mettere i tavoli qua. Attenzione per non sporcare le mura, i muri, le pareti. Attenzione, perché è stato il lavoro del fratello che ha donato il suo lavoro, quindi attenzione perché possiamo mantenere, ok? E dopo serviamo il pranzo. Organizzate le donne che possono pulire i tavoli, preparare, mettere le posate, tutto. Facciamo tutti insieme come una grande famiglia. Ci sono pane